Dal cappello del mago. Amici, eccovi, siete arrivati, benvenuti e bentrovati in nostra compagnia in questo magico mondo. Sentite che aria, che atmosfera magica e incantata. Beh, allora mettetevi comodi perché inizia adesso una nuova puntata di Dal cappello del mago. E io sono il mago Ales, eccomi qua. Ciao! Beh, allora, oggi avremo una puntata ricchissima, avremo una puntata in cui non mi ricordo mai quello che andiamo a fare. Sapete, sono talmente preso a fare le magie che a volte mi sfugge qualcosa. Meno male che ho il mio assistente, il mio segretario, il saggio alieno, tutto verde, lui gira, naviga, viaggia. Non so, fa tantissime cose e lui si ricorda tutto. Vabbè, andiamo a salutarlo innanzitutto. Saggio alieno! Ciao saggio alieno! Oh, eccomi! Ciao a tutti! Ciao mago! Ed eccolo qua, è arrivato. Bene. Saggio alieno, allora tu che hai tutto segnato, che sei bravo e ordinato, cosa andiamo a fare esattamente quest'oggi nel nostro magico mondo? Caro mago, in questa puntata andremo all'avventura, ma certo, giocherete con me e con l'albero burlone a Indovina un po'. E poi ritroveremo proprio Fede Vero Explorer con un'altra avventura da vivere insieme. Ah, ecco, certo, adesso mi ricordo, ma sì, mi ricordo perfettamente, ho tutto pronto, ho tutto preparato. Ah, bene. Allora possiamo iniziare, ma prima vi voglio ricordare una cosa: mandateci i vostri saluti, dove ci guardate, come ci guardate, con chi ci guardate, mandateci i vostri disegni e anche le vostre magie, se siete capaci a fare delle magie, ok, ma anche far sparire un panino, se siete capaci mandateci il vostro video in orizzontale. Potete anche non farvi filmare il viso, l'importante è che magari ci raccontate la magia, così, perché io dico sempre, la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se condivisa, è un po' come la vita. Certo, è più bella se fatte insieme, con un cuore sereno, beato. Beh, insomma, la magia e la vita sono fatte così, ok? Scriveteci, mandateci tutto a ciaomago@gmail.com e così condivideremo i vostri saluti, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette preferite, guarderemo anche i disegni, come ci vedete, come ci immaginate o disegnate. Che bello! Beh, noi iniziamo, vi ricordiamo anche di seguirci sul canale YouTube Mago Alesgar, dove trovate tante avventure, tante curiosità e trovate soprattutto anche tutte le puntate e tutte le avventure di Dal cappello del mago. Iniziamo subito, dai! Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alescar. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alescar. Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alescar. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alescar. Amici, eccoci e benvenuti a Indovina un po'. Ormai lo conoscete, sapete come funziona. Io e l'albero burlone vi diamo alcuni indizi e voi dovete cercare di indovinare. Cominciamo? Comincio io allora a dare qualche indizio. Questi amici animali mangiano proprio di tutto. Non è ancora facile. Hanno degli occhi molto grandi. Eppure un olfatto molto sviluppato per trovare la frutta matura di cui si nutrono. Oh sì, questi amici animali hanno delle grandi ali. E svolazzano dappertutto di notte.
Oh sì, questo vuol dire che dormono di giorno. Oh, dormono a testa in giù. Oh, beh, pensate che c'è pure un supereroe che è stato ispirato da questo animale. Ah, ma è sempre più facile, amici. Avete indovinato? Dormono a testa in giù, vivono la notte. C'è un supereroe che è ispirato da questo animale. Beh, il nostro amico animale di quest'oggi era proprio il pipistrello. Che ha indovinato? Ma certo, era il pipistrello. Hanno degli occhi molto grandi e un olfatto ben sviluppato per trovare la frutta di cui si nutrono. Ma certo, sono pensate degli impollinatori e dispersori di semi e hanno pertanto un ruolo molto importante nella rigenerazione delle foreste pluviali. Certo, sapete, i pipistrelli possono vivere molto e superare anche i 30 anni, però l'età media è molto inferiore e per la maggior parte delle specie è attorno ai 4 anni. E addirittura i nostri amici pipistrelli hanno un sistema immunitario fortissimo. Loro mangiano di tutto, ma hanno anche un sistema immunitario molto forte. Sono stati condotti studi e ancora non si è capito come mai abbiano questa capacità. E in ultimo è proprio Batman che è stato ispirato dai pipistrelli, che sapete dormono a testa in giù con le ali ripiegate e si proteggono come se fosse una coperta. In questa posizione riescono a risparmiare energia e a riposare per circa 12 ore al giorno. Perché lo fanno? Questa posizione si è evoluta in associazione con il volo. I loro arti anteriori, ossia le mani, sono diventate delle ali. Bene, così quest'oggi abbiamo giocato e scoperto meglio i pipistrelli. Ora continuano le nostre avventure, rimanete con noi! Ciao Mago Alesgar, ciao ragazzi! Voglio mostrarvi cosa ho incontrato durante la mia ultima esplorazione all'interno di una miniera abbandonata. Ho incontrato ben 3 pipistrelli appesi al soffitto. Guardate che meraviglia! Avete visto che fantastico incontro? Ci vediamo nella prossima avventura. Ciao! I saluti. Ragazzi, eccoci, è giunto il momento dei saluti. Allora noi salutiamo tutti voi che ci avete ascoltato, un grande abbraccio. Saluto il saggio alieno e grazie anche a lui per ricordarmi ogni volta quello che non mi ricordo, ecco, anche se poi ho tutto preparato, scusa, il mio segretario, il saggio alieno. Saluto anche il nostro Albero Burlone. Albero, ciao e grazie. Oh, ciao amici, ciao mago. Che forte, che gentile il nostro Albero Burlone, con lui saluto anche tutta la natura circostante, ecco, ovviamente grazie a lei che ci ha permesso questa puntata di Dal Cappello del Mago. Le avventure continuano, mi raccomando, rimanete con noi. Se volete potete andare sul canale YouTube Mago Alesgar e scoprire tutte le puntate passate, che ce ne sono tante di Dal Cappello del Mago, e trovate anche nelle varie playlist anche tutte le nostre rubriche.
Una magia col mago, Mrs. Magic, le magiche storie estratte dal mio cappello e anche la scuola di magia per diventare voi stessi dei maghetti, ecco. Quindi mi raccomando, ecco. E poi importante, eccola qua. La nostra mail, ciao ciao mago@gmail.com, mandateci i vostri disegni, i vostri pensieri, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette e se siete capaci anche di fare una magia, fatevi filmare in orizzontale, ecco, mi raccomando, se non volete comparire e poi vi oscureremo noi il viso, tranquilli, e se però avete una bella magia che siete in grado di fare e realizzare, fatevi filmare e mandatecela, così potremo assaporarla, meravigliarci tutti quanti insieme, perché la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se fatta in compagnia, è un po' come la vita, fatta in compagnia è ancora più bella e speciale. Bene, un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima puntata. Ciao amici, ciao! Dal cappello del mago.